È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale per la pubblica amministrazione nelle regioni del sud. Per la Sicilia ci saranno 497 posti. L'invio della domanda deve avvenire unicamente previa via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, compilando il modulo elettronico sul sistema Step One 2019, raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo https://ripam.cloud, previa registrazione del candidato. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la PEC, a lui intestato. È la prima sperimentazione di selezioni fast track nella pubblica amministrazione. Le procedure dovranno concludersi entro 100 giorni dal bando, dunque entro il mese di luglio, con la pubblicazione delle graduatorie di vincitori e idonei e l'avvio delle procedure di assunzione del personale. Tutte le fasi del concorso si svolgeranno nel rispetto del nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che introduce obblighi stringenti per garantire la sicurezza anticontagio, tra cui quello di indossare la mascherina FFP2, di effettuare il tampone nelle 48 ore precedenti alla prova. Un obbligo che vale per tutti i candidati, anche per quelli già vaccinati, e per tutti i membri delle commissioni. La procedura di selezione fast track prevede 4 step. 1. Selezione automatica sulla base dei titoli attraverso la piattaforma Step One 2019, in cui andranno inserite 2 schede, una in cui si attesta il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, un'altra con i titoli legati all'esperienza professionale. Il secondo step, unica prova scritta divisa per ciascun profilo con test a risposta multipla da svolgersi a giugno in modalità digitale. Ai candidati potranno essere somministrati 40 quesiti a cui risponderanno in 60 minuti per verificare la conoscenza tecnico-pratica delle materie oggetto del concorso specificate nel bando. Il punteggio massimo attribuibile sarà 30 punti, il minimo di 21 trentesimi. Il sistema attribuirà i risultati in forma anonima dei questionari ai nominativi dei candidati. Le commissioni esaminatrici redigeranno la graduatoria finale. Terzo step, la pubblicazione delle graduatorie. Quarto, le assunzioni.